Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Sant'Antonio Tortal, vicino a Trichiana, in provincia di Belluno. Andremo a documentare uno dei tanti tesori naturali del Veneto, il Brent dell'Art. Brent e Art sono due termini dialettali. Brent sta per Brentana, che significa una piena del torrente, e Art è il nome dialettale di Ardo, il torrente che passa da queste parti. Si tratta di un percorso ad anello molto facile, per tutti, lungo circa 4 km e con un centinaio di metri di dislivello.
Terminata la visita al Brent de l'Art, chiudiamo l'anello attraverso una serie di sentieri e di stradine. Stiamo sbucando sulla strada che a destra porta a Passo San Boldo. Fra un po' chiuderemo l'anello. Dobbiamo abbandonare la strada pochi metri dopo e si sale per questa scalinata. Tagliamo nuovamente la strada e saliamo per questo sentiero. Siamo a pochi metri dalla chiesetta di Sant'Antonio Tortal e stiamo quindi per chiudere l'anello del Brent de l'Art. Il Brent de l'Art merita sicuramente una visita e va bene in tutte le stagioni. Noi abbiamo scelto l'inverno perché la presenza delle stalattiti di ghiaccio rende l'atmosfera del luogo ancora più fiabesca e suggestiva. Il percorso è molto facile, adatto a tutti, turistico, con poco dislivello e anche molto breve.
Attenzione solo se si percorre d'inverno, che potrebbe esserci un po' di ghiaccio. Ed è anche perfettamente tabellato lungo tutto il percorso. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Authors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.